Una nuorese meno brillante del solito empatta per 1-1 contro un ottimo San Luri. Il pareggio, il primo tra le mura amiche, lascia comunque i verdi-azzurri in vetta alla classifica del campionato di eccellenza, anche se il distacco dal Portocorallo si è ridotto ad un solo punto. Rispetto alle altre gare casalinghe in cui era passata in svantaggio, la nuorese non è riuscita ad esprimere tutto il suo potenziale e a rimontare. Prima del fischio d'inizio, l'ex verde-azzurro Emerson, che ora milita nel Livorno, ha regalato al presidente Michele Artedino la maglia numero 23, con la quale ha realizzato al Torino il primo gol in Serie A. La cronaca: la nuorese inizia con passata e il San Luri, tutt'altro che rinunciatario, ne approfitta. La prima emozione della gara arriva al decimo a causa di un'incomprensione tra Nammani e Deliperi. Il filtrante di Milia arriva a Santoni che calcia a botta sicura, ma il portiere miracolosamente manda la palla in corner. Il San Luri gioca bene in maniera ordinata, ma è la nuorese a sfiorare l'1-0 con l'Epore che da 30 metri lambisce il palo sinistro. È il 17esimo. Il San Luri inaspettatamente alla mezz'ora passa in vantaggio con Sarrizzu. Su un retropassaggio infelice di Frongia l'attaccante si inserisce e fulmina Deliperi. La nuorese risponde al 35esimo con Coco che calcia dalla distanza e costringe Floris alla respinta in corner. La nuorese trova l'1-1 meritatamente allo scadere del tempo con Alessandri che su assist di Fadda dal dischetto in girata infila Floris. Nella ripresa il San Luri sfiora il 2-1 al 9° minuto con Santoni che calcia fuori. Gli ospiti ci riprovano un minuto dopo con Milia che tira a botta sicura ma la palla viene deviata in corner da Usai. Al 15esimo velenosa punizione del solito Milia che costringe Deliperi alla deviazione in corner. Al 28esimo un tiro dell'argentino sfiora il palo alla sinistra di Floris. I verdi-azzurri tentano la via del gol con Puddu che di testa manda fuori un bel cross di Bono, è il 38esimo. Il San Luri però non molla, a tempo scaduto, al 48esimo la nuorese con Di Angelo fallisce il gol del 2-1. La gara termina qui con un pareggio tutto sommato giusto.